Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. La Cassazione annulla con rinvio la sospensione dai pubblici uffici per Luca Sammartino. Il Tribunale del riesame di Catania rivaluterà la posizione dell'ex assessore regionale ed esponente della Lega, indagato per 2 casi di corruzione. Crisi idrica, esplode la rabbia. A Palermo momenti di tensione tra i sindaci dell'Ennese e il capo della Protezione Civile Cocina. A Caltanissette intanto arriva un nuovo stop alla distribuzione dell'acqua per lavori alla diga Ancipa. Il grosso giro d'affari della pirateria audiovisiva sventato dalla Polizia Postale a Catania svela il meccanismo dello streaming illegale. Gli utenti sono consapevoli ma alimentano il mercato. Il sacrario dei caduti della chiesa San Nicolò l'Arena di Catania non è un luogo sicuro e dopo il sopralluogo effettuato al Ministero della Difesa rischia la chiusura. Catania, la pista ciclabile di via Cristoforo Colombo non piace a tutti, i commercianti ostacola il carico e scarico merci. Turista bresciana perde il portafogli con 600 euro a Ballarò. 2 commercianti palermitani la rintracciano e gliela portano direttamente in hotel. Calcio, dopo il tonfo con il Trapani, il Catania si concentra sul prossimo avversario in campionato. Al Massimino sabato arriva la Cavese e servono i 3 punti. Bentrovati, c'è un colpo di scena nell'inchiesta Pandora. La Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento di sospensione dai pubblici uffici per l'ex vicepresidente della Regione Luca Sammartino. Sulla posizione del politico leghista dovrà pronunciarsi un'altra sezione del Tribunale del riesame di Catania. Manlio Viola. No alla sospensione dai pubblici uffici per Luca Sammartino, l'ormai ex vicepresidente leghista della regione siciliana, che proprio in virtù di quella sospensione si è dovuto dimettere dall'incarico. La Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento che era stato emanato dal Tribunale su richiesta della Procura e confermato dal Tribunale della Libertà. Sammartino è coinvolto nell'inchiesta Pandora, nell'ambito della quale è accusato di corruzione, un'accusa che ha sempre respinto. Il ricorso presentato ad agosto dall'avvocato Carmelo Peluso contestava la decisione del Tribunale della Libertà che il 16 luglio aveva confermato la sospensione di 1 anno disposta dal GIP. La Cassazione ha disposto adesso una nuova analisi dei fatti e rinviato il caso a una diversa sezione del Tribunale del riesame di Catania, che dovrà nuovamente valutare la posizione di Sammartino. L'ex vicepresidente della regione nel frattempo è stato rinviato a giudizio e il processo inizierà a marzo. L'inchiesta Pandora vede coinvolti 27 imputati accusati a vario titolo di corruzione, voto di scambio politico-mafioso e concorso esterno in associazione mafiosa. Sammartino, in base all'accusa, deve rispondere soltanto di 2 episodi di corruzione. Al centro dell'inchiesta ci sono le ombre mafiose sul comune di Tremestieri Etneo e le elezioni amministrative del 2015 vinte dall'ex sindaco Santi Rando, tuttora detenuto con l'accusa di voto di scambio politico-mafioso. Momenti di grande tensione questa mattina nella sede della Protezione Civile di Palermo. Sulla crisi idrica i sindaci dell'Ennese puntano il dito contro Salvo Cocina, che è il presidente appunto della Protezione Civile regionale. Ne scaturisce una rissa verbale con toni molto accesi. Sentiamo Marco Gullà. Parole grosse e tensione alle stelle questa mattina tra il capo della Protezione Civile regionale Salvo Cocina e il deputato del PD Fabio Venezia. Il deputato, insieme ai sindaci di Troina, Cerami, Gaiano e Nicosia, si è presentato e incatenato simbolicamente nella sede del Dipartimento della Protezione Civile a Palermo, dove si sono recati per chiedere risposte alla crisi idrica che sta colpendo i comuni dell'Ennese. I toni si sono accesi quando Cocina ha appellato come scenografici i sindaci. Scenografico sei tu! Scenografico sei tu! Rispondetevi alle comunicazioni! Vergogna! Come ti permetti di dire che sei scenografico? Come ti permetti di dire che sei scenografico? Comunicazioni! Non rispondete ai comunicazioni! È vergognoso! Scenografico! Tu non hai rispetto! Tu non hai rispetto! Tu non hai rispetto! I sindaci presenti e il deputato Venezia denunciano che in una settimana sono fuoriusciti oltre 120.000 metri cubi d'acqua dalla diga Ancipa, ma che solamente tra i 20 e i 25.000 sono arrivati nelle case dei cittadini. La situazione è piuttosto grave, ha detto il capo della Protezione Civile Cocina, perché si susseguono guasti a guasti che si stanno riparando. In questo momento l'alternativa non c'è.
Per Caltanissetta, già provata mesi di emergenza di crisi idrica, c'è un nuovo stop alla distribuzione per alcuni lavori della diga Ancipa, come abbiamo anche sentito, ma da giorni il capoluogo nisseno viene alimentato dai pozzi. Ecco perché l'ex sindaco Gambino chiede che si faccia chiarezza e si trovino soluzioni, quindi ancora momenti di grande tensione anche a Caltanissetta. Rita Cinardi. Fontane vuote e rubinetti a secco sono diventati l'emblema di una città che ormai da mesi vive una crisi idrica senza precedenti e, come se non bastasse, per i nisseni arriva un nuovo stop alla distribuzione idrica che provocherà un nuovo ed estenuante allungamento dei turni finora mantenuti sui 6 giorni. Siciliacque ha infatti comunicato l'ennesima interruzione per eseguire una riparazione urgente al fine di eliminare una perdita all'interno dell'acquedotto Ancipa, ma proprio qualche giorno fa sempre Siciliacque aveva comunicato il distacco di alcuni comuni, compresi Caltanissetta e San Cataldo, dalla diga Ancipa e l'alimentazione mediante i pozzi. E proprio per questo l'ex sindaco Roberto Gambino, oggi consigliere comunale e vicepresidente nazionale dell'Anci, non si capacita di questo nuovo stop. Io mi chiedo, se noi non riceviamo più acqua da Ancipa da una settimana, come mai incide sulla città di Caltanissetta e sulla città di San Cataldo l'interruzione dell'acquedotto Ancipa? Me lo dovrebbero spiegare, o ci arriva ancora l'acqua dall'Ancipa o sta succedendo qualcosa di strano. Vorrei anche capirlo, anche per i miei concittadini che, saltando oggi il turno, ci saranno zone che arriveranno anche a 10 giorni. È di ieri intanto la notizia che il governo regionale avrebbe deciso di definanziare la diga Blufi, progettata 60 anni fa per alimentare Caltanissetta e San Cataldo, è una delle opere rimaste incompiute che andranno incontro a demolizione, ma per l'ex sindaco Gambino occorre trovare alternative valide. La prolungata assenza di piogge infatti fa temere per l'approvvigionamento idrico per il territorio di Caltanissetta, ormai provato da una situazione di continua emergenza. In Consiglio Comunale abbiamo approvato una delibera all'unanimità, sia opposizione che maggioranza, per suggerire alla Regione di fare delle trivellazioni suborizzontali sotto Monte dei Cervi, quindi in prossimità del potabilizzatore Blufi, perché da là, dagli studi cartografici dell'Università di Geologia di Palermo, si verifica che ci sono circa 200 litri al secondo da andare a prendere. La mastodontica operazione della Questura di Catania contro la pirateria audiovisiva svela il meccanismo redditizio dello streaming illegale. Gli utenti sono consapevoli ma alimentano il mercato. Luca Ciliberti. L'operazione contro la pirateria audiovisiva coordinata dalla Questura di Catania e condotta dalla Polizia Postale della Sicilia Orientale è stata mastodontica per numeri e uomini impegnati. Ha battuto il segnale televisivo illegale che raggiungeva oltre 22 milioni di utenti che a costi esigui potevano vedere le principali piattaforme di contenuti on demand, dallo sport al cinema. Ma guai a pensare che il fenomeno sia stato risolto. Non può escludersi ovviamente, e questo emerge anche dalle indagini che ricordo sono in corso, l'utilizzo anche di altre piattaforme minoritarie, meno evolute. Ricavi per oltre 10 volte rispetto alla spesa, tutto convertito in criptovalute per sfuggire ai controlli. Il sistema piramidale si basa su capi gestori e proprietari della piattaforma. I primi ricavano dai 6 ai 7 euro per ogni abbonamento pirata, i secondi, di fatto gli sviluppatori dei software, spesso pirati informatici, vengono pagati profumatamente per il loro lavoro. Poi ci sono gli amministratori e i vendor, la rete che distribuisce segnali attraverso banali chat anonime di messaggistica istantanea. I canali Telegram sono solo un esempio. Ci siamo fermati ai capi e agli amministratori di questa piattaforma. Non siamo al momento per così dire scesi a un livello più basso che quello dei rivenditori, per capirci. Sconfortante invece il dato che riguarda i consumatori. Il 42% degli utenti di Pay TV fa uso di pirateria, l'80% sa che è un reato ma non desiste. Chi fruisce di un sistema illegale di diffusione di palinsesti coperti dal diritto d'autore va incontro a sanzioni amministrative e alcune volte anche penali. Insomma, la lotta alla pirateria audiovisiva è destinata a continuare. A Catania il Sacrario dei Caduti non è un luogo sicuro e quindi rischia la chiusura. È impietoso l'esito del sopralluogo effettuato dal Ministero della Difesa. In un nostro servizio vi avevamo documentato lo stato di degrado in cui versa proprio il Sacrario. Tonino De Mana.
Una lampada votiva tenuta dal cavo elettrico penzolante, prese volanti e non a norma, grosse lastre di marmo che si staccano per l'umidità. Il Sacrario dei Caduti non è un luogo sicuro e quindi rischia la chiusura. Questo l'esito del sopralluogo del Ministero della Difesa, Ufficio per la tutela della cultura, della memoria e della difesa, effettuato all'interno della chiesa di San Nicolò l'Arena a Catania. È impietoso il report di Onor Caduti, così viene chiamata la speciale commissione che nel corso della visita ispettiva ha riscontrato numerose criticità. Centinaia le fotografie che certificano uno stato di abbandono intollerabile, emerso anche durante un nostro recente servizio TG che documentava lo scempio offendendo la memoria dei caduti e dei familiari. Metro dopo metro, la Commissione ha preso atto di una situazione indecorosa e pericolosa dall'alto e dal basso. E la mente torna al 2 novembre scorso, quando in una veloce cerimonia in cui è stata deposta una corona d'alloro, il picchetto d'onore, formato da 6 militari, è stato fermo proprio sotto la lampada pericolante. E scendono in campo le associazioni combattentistiche della provincia di Catania. Purtroppo questo succede perché le istituzioni hanno altre cose per la testa. A loro sì, i caduti interessano, ma solo come storia. Per il resto poi non sono mai presenti. La cosa mi piange il cuore sapere che tanta gente si è sacrificata per questo tipo di Italia. Questo che il Sacrario rischia di chiudere, certo, è anche un dolore per tutti i parenti, per tutti, insomma, che non possono entrare, non possono vedere, perché effettivamente il Sacrario è molto fatiscente. Eppure lei il 2 novembre è rimasto fuori dal Sacrario. Il fatto che ci hanno un po' quasi scostati, allontanati, mi pare che quello dovrebbe essere un presagio per quello che penso che speriamo che non avvenga. Il Ministero della Difesa ha già informato il Comune di Catania, da cui dipende la sicurezza del Sacrario disastrato. La pista ciclabile realizzata a Catania in via Cristoforo Colombo divide l'opinione pubblica a metà. Infastiditi però sono soprattutto i commercianti in difficoltà col carico e scarico merci. Simona Mazzone. Ciclabile sì, ciclabile no. Questo è il dilemma se si parla dell'opera di via Cristoforo Colombo a Catania. Ciclisti e monopattinisti non sembrano assidui frequentatori. In circa un'ora abbiamo incontrato soltanto lui. Ci voleva almeno qua. Questa zona ci voleva proprio. Più critici gli esercenti della zona che hanno difficoltà nel carico e scarico merci. Solo per dar spazio a chi si vuole fare una passeggiata, quindi io vorrei dire togliere il pale a chi ne ha diritto per farsi una semplice passeggiata, ma anche no. Per me è improponibile. Questo commerciante, voce fuori dal coro, invece approva. Se non ci fosse stata la pista ciclabile, la strada sarebbe stata piena di macchine posteggiate, macchine abbandonate, vetri rotti, persone che vengono e posteggiano in maniera non corretta per andare in pescheria. E se manifesta al microfono di non avere difficoltà, pochi minuti dopo ecco il carico merci davanti alla sua attività, rigorosamente sul marciapiede. Anche i cittadini trovano bizzarra la pista così realizzata. Hanno sbagliato i tecnici. Dove ci sono le discese, via Retusa, via Stella Polare, via del Principe, via Madonna Assunta, devono mettere i tubi che devono andare a mare, nel porto, perché là si combina una piscina. Catania deve essere una città green comparata al resto d'Italia, ma devono esserci le condizioni. C'è anche da ragionare su come vengono impiegati questi fondi, perché questi per esempio sono stati utilizzati per realizzare appunto la ciclabile 3 milioni di euro per il patto per Catania. Quindi volevamo capire l'amministrazione se quando sfrutta questi fondi e pianifica lo fa con uno studio approfondito di quelle che sono le condizioni della viabilità in città oppure no. Intanto ogni tipo di mezzo, esclusi quelli realmente autorizzati, campeggia sulla pista ciclabile. Ad Agrigento, in pieno centro storico, è stata inaugurata una panchina rossa in memoria di Patrizia Russo, vittima di femminicidio, uccisa dal marito lo scorso ottobre a Solero, in provincia di Alessandria. Davide Sardo. Nel centro storico di Agrigento, dove è nata e ha vissuto l'infanzia, adesso è possibile sedersi su una panchina che la ricorda. In via San Girolamo, appena fuori la chiesa della Badiola, a poca distanza dalla casa dei genitori, è stata inaugurata una panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, dedicata a Patrizia Russo, l'insegnante uccisa dal marito lo scorso 16 ottobre a Solero, in provincia di Alessandria, dove lei ha ottenuto la cattedra. Alla cerimonia hanno partecipato tra gli altri il fratello di Patrizia e le compagne di scuola.
Il rispetto è un valore che va conservato, la violenza è un atto che va condannato e questo purtroppo è un tristissimo evento che ha sconvolto l'intera comunità. Ciao Patrizia, riposa in pace. La motivazione che noi diamo come parrocchia è di sollecitare, spronare chi passa a riflettere. Giuseppe Salamone, reo confesso dell'omicidio della moglie, è recluso in carcere ad Alessandria in attesa di giudizio. L'uomo, che soffrirebbe di disturbi psichiatrici, ha tentato di suicidarsi subito dopo l'arresto, ma gli agenti della polizia penitenziaria lo hanno bloccato in tempo. Abbiamo da poco celebrato la giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne con la sua ondata di indignazione e di iniziative, ma la cronaca ci riporta fatti quotidiani di maltrattamenti e violenza. Allora non spegniamo i riflettori. Lorena Dolci ne parla oggi con il vicequestore aggiunto Grazia Pennisi e con il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Catania Antonino Guido Di Stefano. In collegamento ci sarà anche Luigi Nicolosi, rappresentante degli studenti dell'università. L'appuntamento è come sempre dopo il TG alle 14.30 e streaming sul sito lasiciliaweb.it. I vostri messaggi al numero 342 74 55 005. Una turista bresciana ha perso il portafogli con 600 euro a Ballarò. Due commercianti di Palermo la rintracciano su Facebook e glielo portano direttamente in hotel. Ci racconta questa storia Marco Gullà. In vacanza a Palermo decide di pranzare nel cuore del mercato Ballarò. Per una turista bresciana però quello che doveva essere un momento di serenità e spensieratezza si trasforma in un incubo. Smarrisce il borsello con dentro i soldi, 600 euro, documenti e carte di credito. No, non finisce come state pensando, perché a ritrovare il borsello sono due commercianti di Ballarò che fanno di tutto per rintracciare la turista e consegnarle il portafoglio con il denaro. Innanzitutto la mia non è stata un gesto fatto per scopo di lucro o per evidenziare magari il ristoratore, no, è stata una cosa di solidarietà che noi nel quartiere ne facciamo tanti. E volevo precisare una cosa, che il portafoglio è stato, la signora l'ha smarrito nel locale di fronte, l'altro ragazzo che non aveva modo per utilizzare Facebook, io gli ho chiesto di darmi la patente e fare questa ricerca a 360 gradi. L'altro ragazzo è lui, Mimmo, un gesto da libro cuore. Abbiamo restituito la sera il portafoglio. La signora cosa vi ha detto? Ci ha ringraziato, tuttora siamo rimasti amici su WhatsApp e ci ha ringraziato. La turista racconta cosa è successo in un post su Facebook. Bellissima città, tanta storia, tanta arte e belle persone, sottolinea la donna bresciana. Se questo portafoglio veniva trovato in Viale Strasburgo, magari si faceva notizia, ma non così rumore. Oggi sta facendo rumore perché a Ballarò si parla di crack, si parla di chip, si parla di droga e magari uno che fa un gesto che per me è stato normalissimo come è stato fatto da Mimmo, siamo diventati eroi della città. Adesso una breve pausa e poi ancora altre notizie e altri servizi. A tra poco. Domani sarà il Black Friday, anche in Sicilia molti approfittano degli sconti per anticipare i regali di Natale. Al primo posto ci sono gli acquisti di elettronica, non va bene il settore dell'abbigliamento anche per le anomale temperature. Veronica Barbarino. È tempo di Black Friday anche in Sicilia. La data ufficiale è venerdì 29 novembre, ma in realtà sconti e promozioni sono attivi già da tutta la settimana in corso. Secondo un sondaggio di Confcommercio, al primo posto degli acquisti l'elettronica, con smartphone, smartwatch, televisori ed elettrodomestici, poi l'abbigliamento, gli accessori e le calzature, infine prodotti alimentari, cosmetici e profumi. Ad approfittare dell'iniziativa sono principalmente le donne e gli adulti sotto i 50 anni e 1 su 3 sfrutta questa occasione per anticipare gli acquisti di Natale risparmiando. Gli acquisti nella regione salgono al 62% rispetto al 58% del 2023, ma restano sotto il 67,2% del dato italiano.
Il budget medio delle famiglie siciliane è di 200 euro contro i 261 della media nazionale. La corsa allo sconto a 3 settimane dal Natale non prescinde di attuare accorgimenti per evitare insidie e truffe ed evidenzia un'assenza di regolamentazione normativa che determina delle distorsioni per gli operatori dei vari settori. La Black Friday senza regole chiare crea distorsioni, soprattutto per i negozi di abbigliamento che faticano a pianificare, penalizzati anche dai cambiamenti climatici e dai margini di profitto sempre più ridotti. Al via Frutec, l'Expo dell'ortofrutta e agricoltura, la vetrina per produttori e esperti del settore tra innovazione e tradizione alla Sicilia Fieri di Mister Bianco fino a sabato. Giusy Lazzara. La politica agricola comune e le innovazioni nelle filiere ortofrutticole. Si coltivano progetti e opportunità per un'agricoltura che guarda al futuro. Benvenuti al Frutec, l'Expo dell'ortofrutta che apre i battenti a Sicilia Fiera di Mister Bianco. E oggi l'agricoltura in Sicilia è uno dei punti più importanti, dei punti cardini, perché la Sicilia è una regione a vocazione agricola e quindi riesce ad esprimere non solo nella parte nazionale ma anche nella parte internazionale un grande successo. Espositori e curiosità del mondo agricolo che adesso possono confrontarsi e presentare i loro prodotti. Sono state riunite qui le competenze più diversificate nell'ambito dell'agricoltura e soprattutto dell'ortofrutticoltura nazionale affinché possano portare le innovazioni tecnologiche e non solo che possono essere trasferite direttamente al mondo della produzione e al mondo della commercializzazione. I pomodori sotto le teche e tanti altri prodotti che rappresentano l'eccellenza delle produzioni regionali per dare un segnale di vitalità nonostante le difficoltà che incontra il settore. Sostenibilità è la parola chiave per il comparto agricolo nonostante i cambiamenti climatici. La siccità e i nubifragi impongono nuovi limiti alla produzione, influenzando anche la biodiversità. Fra i temi affrontati nelle tavole tematiche anche la formazione per preparare nuove generazioni all'utilizzo di tecnologie e alla sostenibilità in agricoltura. Ancora una pausa, poi il calcio, parleremo del Catania. Eccoci al calcio. Dopo la sconfitta con il Trapani, che ancora fa discutere, il Catania si concentra sul prossimo avversario in campionato. Al Massimino sabato arriverà l'Accavese e servono i 3 punti. Marco Carli. La concentrazione del Catania è tutta sull'Accavese, anche se in città, nei commenti e sui social, tiene ancora banco il crollo col Trapani, non tanto per il risultato che era messo nelle previsioni già dal momento delle convocazioni e delle scelte tese a privilegiare il campionato, ma per la modalità, oltre che per la pesantezza del risultato. Sicuramente magari potevamo limitare un po' qualche errore, però penso che comunque a prescindere dal risultato secondo me alcune cose sono state fatte bene, con coraggio, con l'atteggiamento giusto, poi purtroppo il risultato è pesante, lo sappiamo e non ci fa piacere, però penso faccia parte comunque del percorso che abbiamo intrapreso. Dopo il 5-0 mal digerito giustamente dalla piazza, testa dunque il prossimo avversario al campionato. Non si può fare altro. L'Accavese non avrà Vitale, squalificato, il Catania invece ritrova Lunetta e confida di avere a disposizione Guglielmotti. In campionati rossazzurri, nonostante la lunga lista di infortunati, hanno ripreso a marciare. 4 punti con Trapani e Avellino che confermano come gli etnei si trovino meglio con squadre che cercano il gioco. L'Accavese sarà più chiusa al Massimino e si affiderà alle ripartenze. Il Catania vuole però sfruttare il fattore campo e risalire qualche posizione in classifica. Sì, è una partita molto importante per noi perché comunque adesso mancano solo 3 giornate alla fine del girone di andata e si chiuderà comunque l'anno con la prima di ritorno e puntiamo e dobbiamo far bene e fare soprattutto punti perché sono partite importanti. Calcio a 5, sconfitta pesante all'esordio nella Elite Round di Champions per la Meta Catania che nella prima partita perde 8-1 contro i padroni di casa del Cartagena. Buono il primo tempo con i rossazzurri che chiudono sotto di una sola lunghezza, 2-1 grazie al gol di Podda. Il crollo nella ripresa con 6 reti di fila degli spagnoli che spazzano via le speranze dei campioni d'Italia. Oggi secondo match per la Meta contro i rumeni del Galati. Ci fermiamo qui
è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito. Buon pomeriggio.